un bambino molto vivace, tanto, tanto allegro, tanto vivace, tanto col fratellino insieme che giocavano sempre. Ogni sera era un spettacolo, in casa nostra ogni sera era uno spettacolo, sempre cose diverse, sempre giochi diversi. Era una gioia guardarli, una gioia guardarli. Era un bimbo sano e felice, Justin Valentin Grigoras, 18 mesi appena, così lo descrive mamma Daniela sull'uscio della propria abitazione a pochi passi dal centro di Cairano San Marco. Sono passate 48 ore dal dramma e in questa casa nessuno si dà pace, né il papà Gheorghe né i fratellini di 7 e 14 anni. Da lunedì mattina la loro vita è cambiata per sempre, una giornata come tante diventata ben presto un incubo. È successo che alle 6:30 si è svegliato, chiedeva del papà, gli ho detto il papà non è là perché è andato al lavoro e il fratellino che dorme là. Poi abbiamo svegliato il fratellino, hanno giocato perché di solito giocavano al mattino. Siamo usciti, ho portato il figlio più grande a scuola, siamo tornati, l'ho rimesso a dormire perché era questo l'orario, se si svegliava presto quando tornavamo da scuola voleva dormire, mangiare il latte e dormire. E insomma, si è addormentato a pancia in su, pancia in giù, col sederino in su. Il bimbo quindi riposa mentre la madre inizia a fare le faccende di casa senza mai perderlo di vista. Sono andata di nuovo a vedere, quando l'ho girato era tutto bianco e insomma, Non respirava. secondo me no, non respirava perché era tutto bianco. Scatta l'allarme sul posto in via De Gasperi, in pochissimi minuti arrivano gli operatori del SUEM 118, sono attimi disperati. Probabilmente già non c'era niente da fare, però ringrazio perché non hanno voluto dirmi subito che non c'è niente da fare, ma hanno provato tanto a risuscitarlo. Morte bianca la prima risposta, ma i genitori chiedono venga svolta almeno un'autopsia. Non ha avuto mai problemi, sì, influenza, un po' di temperatura e qualche tosse, cioè un po' di tosse, ma niente di che niente che ci preoccupi. Restano i dubbi di una madre e un appello a tutti i genitori. Che controllino sempre, anche a 2 anni, anche a 3 anni, che li controllino sempre. E quando posso insomma stare lì con loro in braccio, tenerli sempre in braccio, che non succeda agli altri. Io non Grazie, so se grazie. potevo fare di più.